Crediamo che qui ci possano trovare spazio per il futuro lavoro di tantissimi giovani. L'arte sta crescendo non solo come valore di crescita sociale, di patrimonio personale, ma sta crescendo come patrimonio economico. La nostra è una terra in cui tantissime persone stanno maturando questo tipo di esperienze, sia come produttori d'arte, come artisti, sia come galleristi, sia come espositori di questo materiale. L'altro aspetto che ci interessa curare è questo: sempre di più va curato una forma di turismo che sia meno numeroso, ma sempre di più attento a quello che è il territorio. E qui nel nostro Veneto ci troviamo ad avere una presenza turistica enorme, perché è costantemente in crescita, superiamo tranquillamente i 63 milioni di presenze ogni anno, però anche un turismo che spende poco, nel senso che è un turismo legato al mare, alla montagna, alle terme, e spende mediamente dai 60 ai 70 euro al giorno. Il turista culturale spende circa 3 volte tanto, e quindi un turista molto più apprezzato, molto più attento, diciamo, al territorio, e che non si ferma solo ed esclusivamente al territorio, alla zona in cui va a trascorrere le proprie vacanze, ma diventa invece un turista che gode di tutto quello che il territorio gli offre, e quindi diventa portatore di ricchezza per quel territorio. Noi pensiamo che la cultura e l'arte possa dare un grande contributo per il rilancio delle città. Per questo abbiamo voluto sostenere questo progetto di intrusione, cioè di opere d'arte che vengono collocate in luoghi pubblici e privati per favorire il vagabondaggio urbano, e cioè la conoscenza anche della città attraverso le opere d'arte. Il progetto si chiama Intruders perché appunto si basa su questo concetto di intrusione e intromissione. Intrusione e intromissione, ne abbiamo discusso tanto anche con gli spazi, con i ragazzi coinvolti nel progetto e con gli artisti. Non è un'interferenza o una contaminazione di narrazioni altre esistenti o di altre mostre, è semplicemente il desiderio di partecipare ma non avere il privilegio, che significa risorsa economica o spazio deputato oppure status nel sistema dell'arte, per poter esserci. Quindi si studia una strategia per poter entrare, per poter avere uno spazio, per poter raccontare la propria storia nel senso di narrazione o come processo espositivo. Ci saranno progetti espositivi che andranno a intromettersi, intrufolarsi, oppure essere anche ben visibili all'interno di tutti gli spazi espositivi coinvolti. Spazi espositivi che sono musei, sono spazi non deputati all'arte come lo Squero, sono spazi dedicati alla formazione come il liceo artistico e il liceo classico, quindi spazi altri. E in più ci saranno dei ragazzi che si chiamano Drifters, che è un collettivo che costruiranno una specie di percorso itinerante, passeggiata culturale nell'ambito delle città, alla scoperta di alcuni, diciamo, luoghi per loro importanti. E in più ci sarà una performance di Lorenzo Pugliese, che è una specie di risonanza sonora che si confronta con le architetture della città.